concetti. Appunto, come è stato detto, dal 18 marzo 2016 c'è stata la sospensione temporanea dell'operatività del punto nascita e successivamente anche la sospensione dei ricoveri nel reparto di pediatria. Ecco, letto il piano di sospensione, come abbiamo già sentito adesso, alcuni operatori, e ne cito solo uno per non fare l'elenco di tutte le lettere arrivate, sostengono che tale piano non è rispettoso dei criteri di garanzia e sicurezza per l'utenza e per gli operatori. A fronte di queste affermazioni gravissime, a fronte di un esposto presentato alla Procura per verificare appunto la situazione, a fronte qui ho anche un sacco di segnalazioni quasi quotidiane di disservizi che si sono verificati presso il punto nascita di Latisana, fino ad oggi l'assessore ha taciuto. Noi crediamo che questa non sia indecoroso, visto che i temi mi sembra che siano importanti. Bisognerebbe dare una risposta anche ai cittadini che sono qui presenti, ma anche a tutte le mamme che si sentono dire da una parte si chiude per la sicurezza, dall'altra parte il piano predisposto sembra dagli stessi operatori che lì lavorano essere definito non sicuro. Vorrei ricordare tra l'altro che c'è stata la presa di posizione qualche giorno fa del primario del dottor Perini, che invece è in netta contraddizione. Lui dice che questa riorganizzazione è fatta apposta per garantire la sicurezza. Lo dice dopo essere appena ritornato dalle ferie e non credo che abbia ben presente tutto quello che è successo nei giorni scorsi al pronto soccorso di Latisana e di Palmanova. Io volevo aggiungere a quello che è stato detto dal consigliere Pustetto il fatto che a nostro avviso, ma anche non solo nostro, l'attuale piano confligge con quello, per quanto riguarda il trasporto dei pazienti, con quello che è il piano dell'emergenza urgenza regionale, dove appunto nel piano si dice che i medici operanti sui mezzi di soccorso devono avere una specifica formazione mirata all'intervento di tipo pediatrico. Ecco, tutto ciò considerato, noi vorremmo capire dall'assessore qual è l'effettiva sicurezza che viene garantita attualmente dall'ospedale di Latisana e dai trasporti dall'ospedale di Latisana e cosa ha intenzione di fare l'assessore per garantire la sicurezza sia per l'utenza che per i professionisti. Grazie. Grazie anche a lei. Risponde l'assessore Tedesca. Prego. Rispondo quindi congiuntamente all'interrogazione 402 del consigliere Pustetto e quella del consigliere Andrea Ussai, in quanto interrogano sullo stesso quesito, ossia la situazione in termini di sicurezza dopo la sospensione temporanea dell'attività del punto nascita di Latisana. Il direttore generale dell'azienda numero 2 Bassa Friulana ha decretato in data 7 marzo 2016 la sospensione tecnica temporanea dell'operatività del punto nascita presso la sede ospedaliera di Latisana in relazione all'aggravarsi della persistente difficoltà di garantire la presenza dei contingenti minimi dei dirigenti medici pediatri nelle due sedi di Palmanova e Latisana della struttura complessa di pediatria. È stato approvato il piano per la sospensione temporanea dell'attività del punto nascita e riorganizzazione delle degenze della pediatria. Il piano per l'emergenza pediatrica, in vista della sospensione dell'attività del punto nascita e riorganizzazione delle degenze di pediatria, è stato elaborato da un gruppo di lavoro di tecnici composto dal direttore della struttura operativa di pronto soccorso dell'ospedale di Monfalcone, dal direttore della struttura operativa di ostetricia e ginecologia, dal direttore del dipartimento materno-infantile e dal direttore della struttura operativa complessa pronto soccorso e medicina d'urgenza del dipartimento medico di Latisana. Il documento è stato successivamente reso operativo da un gruppo di lavoro interno costituito tra gli altri dal direttore sanitario, dal direttore medico dell'ospedale di Latisana, dal direttore medico dell'ospedale di Palmanova. Non si è riscontrato in alcun caso, compreso quelli apparsi sulla stampa e quelli riportati nelle interrogazioni, un comportamento che potesse mettere a rischio la salute e la sicurezza dei pazienti. Mi sento quindi di rassicurare i consiglieri Pustetto e Ussai sulla sicurezza della gestione messa in atto dalla direzione aziendale in questa fase. Dalla sospensione dell'operatività del punto nascita presso la sede ospedaliera di Latisana, il percorso nascita ha funzionato senza problemi e ha tra l'altro garantito il percorso postpartum. Per quanto riguarda la pediatria, è stato accertato che tutti i bambini arrivati in pronto soccorso sono stati trattati in modo appropriato e tutti i trasferimenti disposti sono avvenuti in totale sicurezza.
È opportuno sottolineare che gli accessi delle prime 2 settimane nelle quali abbiamo i dati, sono esitati in numero 2 ricoveri in 2 settimane. Peraltro erano 2 ricoveri non richiedenti l'intervento del pediatra, ma richiedenti l'intervento dell'ortopedico e uno del chirurgo. Detto questo, noi stiamo valutando e verificando ogni situazione, tutto è sottoposto, come si fa in tutte le aziende, ad audit per le verifiche della sicurezza. Per il momento questa è la situazione. Grazie Presidente. Naturalmente io non mi reputo soddisfatto da questa risposta dell'assessore e credo che la Giunta non possa più continuare a nascondersi dietro le scelte dei tecnici o di qualche primario. Ormai anche la favola della carenza dei pediatri credo non ci crede più nessuno. Ci sono 11 pediatri che aspettano di essere assunti e quindi se una carenza c'è stata è dovuta o all'incompetenza di qualche dirigente che deve essere immediatamente rimosso, oppure più probabilmente dalla volontà politica di non investire nel punto nascita e nella pediatria di Latisana. Non è possibile chiudere perché si dice che mancano i criteri di sicurezza e si tiene aperte le sali di Palmanova che non hanno i criteri strutturali, non sono a norma. Si propone un piano che gli stessi professionisti dicono che non è sicuro, un piano che, come abbiamo sentito, è calato dall'alto, non è stato condiviso con i professionisti. Ecco, su questo noi abbiamo già detto e l'avevamo già ricordato più di un anno fa, siamo i primi che abbiamo detto che bisogna tenere in considerazione l'elevato numero di prestazioni di pediatria che svolge, a cui dà risposta l'ospedale di Latisana, il 30% di più rispetto a quello di Palmanova ed è stato il 50% in più delle prestazioni. Non si tratta solo del punto nascita, bisogna considerare la funzionalità del reparto di pediatria e le ricadute, come hanno scritto i professionisti, della presenza del pediatro anche per le altre specialità. Allora, Assessore, io lo chiedo urgentemente, deve esserci una decisione politica nel merito, non deleghiamo i tecnici a fare delle scelte che non sono solo di loro competenza, perché l'impressione che ci sia già una decisione presa e che questi dirigenti diano risposta, cerchino di giustificare una decisione già presa, per cui diamo finalmente questa decisione politica sulle sorti del punto nascita. Noi abbiamo già ripetuto più volte che siamo contrari alla chiusura del punto nascita e del reparto di pediatria, ma se dovesse essere così, visto tutte le lettere che sono giunte dai professionisti, le chiediamo di rivedere la procedura e io sono d'accordo, fino adesso siamo riusciti a garantire la sicurezza per chi si è recato lì, ma lei sa benissimo che c'è anche un discorso di statistica, adesso sono un paio di settimane che hanno dato risposta, vogliamo aspettare che succeda una tragedia? Allora, noi le chiediamo urgentemente di intervenire e se volete chiudere il punto nascita, quantomeno garantite il pediatra H24. Grazie.